Pronto? Scuregge puzzolenti. Pronto? Scuregge puzzolenti. Pronto? Scuregge puzzolenti, ho detto, e ripeto, scuregge puzzolenti, va bene? Ma chi è? Ma come chi sono? Lei risponda. Non dica chi è, risponda. Scuregge puzzolenti, cosa risponde? Ma scusi, ma sta bene? E io sto bene, solamente dopo una bella scureggia sto meglio. Così, no? Allora, lei risponda, non sta bene, non faccia un'altra domanda, risponda. Scuregge puzzolenti, lei cosa risponde? Un'attinenza. No. Ma perché no? È importante, guardi, può vincere. Una attinenza. Prego, io dico scuregge puzzolenti, lei cosa dice? Pronto? E dice pronto? Ah, è pronto a fare la scureggia? Ma vai a cagare, bigonzo! Ma no, bigonzo sarà lei, e bigonzi tutti i suoi bigonzini di bambini. Allora vado a fare il culo lei, la troia che sta assieme a lei! Ma qui non c'è nessuna troia. Ma se poi vuoi la troia, io c'ho anche la troia, ce l'ho a disposizione. No, volendo c'ho anche la troia, no? Vieni Gioia, vieni Gioia. No, si telefona a questo bigonzo. Ora so cosa vuol dire bigonzo, sai? Lo so, sai, Non è la prima volta che me lo dicono. Ma guarda un po'. Pronto? Sì, pronto, sono una troia. E guai a te se continui a offendere la nostra categoria, capito? Hai capito, Naccherino? Hai capito, bigonzino? Guai a te! Io sono una troia e me ne vanto, e non offendere la mia categoria! Io! Chiaro? Guarda che mi hai fatto inficare! Mi sono inficata! I maschi dicono incazzata, io dico inficata! Mi sono inficata! Ma te sei scemo, te sei problemi del cervello, ma vatti a fare una preda da un'altra parte, vai, cretino! Come osi dirmi cretino se sono una donna? Ascolta, questo è il telefono sotto controllo della questura. Della questura? Sì. Sì? Allora tienimi molto in... Allora va bene. Tienimi in linea. Ancora. Tienimi in linea. Che così rintraccio il numero, dai. Vai in culo, vai. Tienimi in linea. Hai tempo da perdere, Sì, tienimi in linea, dai. Allora, cosa mi racconti? Perché, vedi? C'hai il telefono sotto controllo. Madonna, che bigonzolo è questo, bigonzone forte, Ma davvero? No, così, tanto per movimentare il finale, cerchiamo di richiamarlo, vero? Almeno, vero, come finale. Mamma mia, che gente oggi. Ma spesso, dovevo dire, il sondazzo è fatto di persone strane. Persone che non hanno voglia di scherzare, non hanno voglia di sorridere. Ma perché? Dici, ma avranno dei problemi. Pronto? Lei ha dei problemi nel cervello o nel culo, mi dica, oppure nel telefono? Mi dica, si confidi, io posso anche fare qualcosa per lei, sa? Io sono del Polo, sa? Pronto? Pronto? Lei sente il suo respiro, è inutile che faccia finta di non esserci, io la sento. Ci sono, Ci sono. E allora parla Naccherino, non fare il furbino. Hai detto un sacco di cazzate, prima il telefono sotto controllo e non è vero. Ascolta, lo sai benissimo. Che sto a raccontare oggi, ma che cazzo vuoi? Ma va a fare un altro numero, ma che cazzo vuoi da noi? Ma bello, ma se te ti droghi ci siamo a volta noi, ma dimmi cosa c'ha a dire, forza, parla, cosa c'ha a dire? Se me lo fai dire te lo dico. Dimmi. Ecco, parliamoci chiaro. Innanzitutto voglio sapere da dove telefoni. Io telefono da casa mia. Da casa tua? Se poi alla fine ti posso dare anche il numero se vuoi, Se vuoi ti do anche il numero. Però non fare tanto il furbino, perché io, sai, faccio karate, judo e anche altre cose, insomma. Ma a me che cazzo me ne frega di quello che fai te? Ma scusa, te ne potrebbe anche fregare, no? Cioè, che cazzo, perché parli col cazzo in bocca? Chi ti ha detto niente? Chi ti ha offeso? Scusa, sei una persona maleducata. Io mi sono rivolto a te molto educatamente, tu mi hai trattato in tutti i modi possibili. Non è giusto. La prima volta che sento farla una al telefono, scurreggio. Ti sembra di essere educato? Perché te non le fai le scuregge? No, le fai o non le fai? No, dillo. Ascolta, ma ti sei consultato con qualcheduno? Io mi sono consultato, purtroppo però quando mi hanno trattenuto in quella stanza imbottita, io non ci sono voluto stare e sono scappato, capisci?
E ora mi sono preso la fissazione con te. Perché tu sei un tipo un po' particolare. Secondo me dovresti starci te in quella stanza imbottita, sai? Hai capito? No, ma te sei scemo. Io? No, a me hanno detto che sono pazzo, ma quello che dicono loro non conta, sai? Non conta niente. Io adesso sono diretto verso casa tua. Vorrei... Non so fare sapere dove abito. Lo so benissimo. Col numero telefonico possiamo sapere tutto. Non ti telefono io a te. Mi telefoni tu a me? Vuoi scriverlo? Vuoi scriverlo? Sì, dimmelo. Ma sai scrivere? Sì, so scrivere, vai. Guarda, scrivilo perché è un numero molto vario. Se non lo scrivi te lo dimentichi. Vai. Ecco, allora. Il mio numero è 111 111. C'è un prefisso 11. Me lo ripeti? 111. Sì? 111. Sì? Prefisso? No. Prefisso? Se te telefoni un'altra volta. Ma chi è che si incazza così tanto? Se te telefoni un'altra volta. Passamelo che si incazza, che te sei troppo moscio, mi fai pena. Passami il babbo. Passamelo. Allora? Forse sono pensato, a me lo passa. Ecco, chiaramente aveva cercato di passarmelo questo padre, ma questo padre, che non è precisamente un prete, è un padre di famiglia, Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete